c'è stato un pochino un dilemma su come valutare le foto. Le foto sono su Cagliari da rifare, quindi in teoria avremmo dovuto valutare meglio chi è riuscito a mettere in evidenza le cose che non vanno. Detto questo, c'erano foto fatte meglio e foto fatte peggio, quindi il nostro lavoro è stato giudicare le foto fatte meglio, anche se queste foto fatte meglio spesso erano un po' fuori tema, cioè Cagliari da rifare non vuol dire Cagliari non costruita, non perfetta, erano anche le foto dei Trugigesi, per esempio la terza, che a mio avviso deve rimanere così com'è, quindi è fuori tema perché non è Cagliari da rifare, al limite da tutelare perché rimanga così, facciamo un esempio. No, detto questo però sono stati messi in evidenza anche alcuni aspetti assolutamente da rifare, purtroppo non erano le foto vincitrici perché nonostante fossero perfettamente in tema non avevano una qualità tecnicamente perfetta.